45 il tuo ordine è arrivato. È nel vassoio numero 1. Ultime prove tecniche. Oggi Bob, il primo robot cameriere assunto a Treviso, ha registrato tracciato, postazioni dei tavolini ed eventuali ostacoli. Da domani è pronto per entrare in servizio. Non sostituirà un cameriere, assicura il titolare di Signore e Signori Luca Marton, primo bar ad aver scommesso sull'intelligenza artificiale, ma lo solleverà dal lavoro più faticoso aiutando i colleghi a lavorare meglio. Succede che non hai sufficiente tempo per tutti, succede che sei in una situazione di overbooking che ti riempi in 5 minuti, passi dal vuoto al pieno e quindi hai magari 100 ordinazioni da fare in pochissimo tempo e lì è una difficoltà notevole. Un investimento da 20.000 euro. Bob ha un'autonomia di 10 ore, funziona a batteria. Andrà ad aggiungersi ai 10 dipendenti del locale, che per la stagione ne ha assunti altri 2. A dire la verità, sono 2 anni che noi facciamo fatica a reperire personale. Adesso un po' ce l'abbiamo, però l'idea è stata proprio per migliorare il servizio e la relazione tra personale e clienti. Facciamo una prova anche noi. Bob è discreto e cordiale, sicuramente destinato ad attirare l'attenzione di più di qualche avventore della piazza. I prossimi giorni il confronto con la realtà tra piccioni affamati e tavolate magari troppo improvvisate. Di fatto è il primo vero cameriere in servizio in città. Di Bob ce ne sono altri 2, ma sono inseriti in un meccanismo di servizio self-service. Bob diventa a tutti gli effetti un membro del personale. Chiamiamola piccola rivoluzione nella modalità del servizio, servizio che peraltro non vede nessun tipo di novità dai primi anni 90 quando sono usciti i software di gestione delle comande.